Storia di vino in FVG, oggi parliamo un po' di alcuni consigli utili per la vendemmia. Chi più chi meno, chi prima chi dopo, in questi giorni sta partendo a togliere i primi grappoli dai vigneti, un'annata che vedremo insomma come potrà essere, difficile dirlo ora, anche se comunque le premesse sono buone. Un po' di consigli utili per tutti quelli che vogliono andare in cantina a trovare i produttori in questo momento. Voi vedete, se dovessimo dire che cos'è il vino, potremmo fare questa metafora. Dovete immaginare di dover stare zitti per un anno intero, nessuna parola, e avere un anno di tempo per poter pensare ad una sola parola da dire, una sola, una volta in un anno, poterla dire sussurrando e fare in modo che quella parola sussurrata possa essere sentita da tutto il mondo. Se voi capite questa metafora, questo è il vino. Un produttore ha a disposizione una vendemmia all'anno. Non è come uno chef che può provare tante volte un piatto prima di avere un risultato eccellente. Ed è per questo che il lavoro di un anno trova la sua summa e il suo momento più importante durante la vendemmia. Voi capite che andare a rompere le scatole a un produttore in questo momento potrebbe essere molto grave. Soprattutto, e dico soprattutto, se siamo in Friuli, perché vedete il friulano, il produttore friulano, si identifica con il lavoro, il friulano parla con il proprio lavoro, il friulano è il proprio lavoro, il friulano trova la sua identità più intima con le sue mani, con quello che fa. Il friulano è quello che fa. Per cui andare a toccare il lavoro o il risultato del lavoro, in questo caso di un anno, ad un friulano, significa andargli a toccare quell'anima identitaria che lo sorregge e che lo fa essere quello che è. Pensateci molto bene prima di andare a rompere le scatole, magari senza avvertire, in una cantina durante la vendemmia, magari poi chiedendo uno sconto. Io consiglio di non farlo.